4 ottobre, San Nicezio, è il 277° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 88 al termine. Il sole sorge alle 7:12 e tramonta alle 18:45. La luna si leva alle 4:26 e tramonta alle 18:16. Investite da un tremendo fortunale, 4 galere veneziane affondano nel porto della Valletta a Malta. Dopo 4 giorni le navi vengono riportate a galla, ma purtroppo nessuno dei rematori incatenati ai remi è riuscito a salvarsi. Le previsioni per domani. Tempo perturbato tra la notte ed il primo mattino, con precipitazioni anche consistenti sulle zone settentrionali. In seguito variabile con tratti di instabilità soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Temperature minime in aumento in pianura, massime in locale variazione. Rovigo è la più piccola provincia veneta nel cuore della pianura padana. L'origine del nome, secondo gli studiosi, deriverebbe dal greco rodon, rosa, il che lo ricollega alla leggenda che vorrebbe il Polesine colonizzato da un gruppo di Achei capitanati da Diomede. La tradizione ha valso a Rovigo il titolo di Città delle Rose. Le testimonianze architettoniche presenti lungo le vie cittadine raccontano una città nata come feudo vescovile che nel periodo medievale si arricchisce in monumenti e palazzi. Tra tutte spiccano la Torre Donà, emblema della città, e la Torre Mozza, residui dell'antica fortificazione medievale. Per conoscere però la storia di questa città bisogna tuffarsi nella tradizione della civiltà contadina, sospesa tra terra e acqua, ma da sempre legata ai ritmi del fiume Po e del vicino mare.